È un momento importante perché noi presentiamo effettivamente un manifesto politico di 5 punti, messo nero su bianco da noi, sono delle proposte che vanno a salvaguardare le attività agricole del Veneto, dell'Italia, e chiediamo effettivamente la sottoscrizione perché ci deve essere un impegno oltre a condividerle anche portarle avanti in un futuro governo. Coldiretti Venezia ha organizzato un incontro rivolto ai candidati politici coinvolti nei collegi provinciali per sottoporre il manifesto che raccoglie 5 proposte a costo zero per i primi 100 giorni di governo, chiedendo una firma che vale un impegno sostanziale nella direzione del rafforzamento della sovranità alimentare dell'Italia in Europa e nel mondo, firma arrivata da tutti i presenti. Abbiamo detto sì, in quanto dopo aver naturalmente letto attentamente quelle che sono le proposte Coldiretti, abbiamo preso atto che c'è una sostanziale convergenza e comunanza di programmi con quello che è il nostro programma sull'agricoltura. Voglio che la mia firma venga vista diversa di quella che in questi 20 anni tutti i partiti hanno messo, quindi io ho chiesto un impegno agli imprenditori che erano presenti di controllare quello che viene fatto dopo, perché troppo spesso, io parlo anche da imprenditore, c'è stato detto sì, facciamo le cose e poi nessuno si è mosso. Questi 5 punti che la Coldiretti promuove e che tutti dovremmo firmare sono 5 punti essenziali, fondamentali, non solo per la vita delle aziende agricole ma anche per la qualità della vita di tutti i cittadini. Mangiare sano significa stare bene. Mangiare sano significa avere un'etichetta in cui tu la puoi leggere, la puoi capire e capire da dove arriva il cibo. Sappiamo bene come l'agricoltura, ma anche tutto il mondo dell'agroalimentare è importante per il nostro territorio, per la nazione intera, nel senso che possiamo valerci e anche pregiarci di diversi prodotti che ci identificano, per cui sicuramente la tracciabilità è fondamentale, questo a tutela sia per l'utente finale ma anche proprio per il percorso e dal punto di vista della salute. Poi sicuramente c'è un lavoro importante da fare sulla sburocratizzazione per le nostre aziende. La mia firma c'è, sono venuto qui volentieri sul loro invito, la pongo con convinzione perché credo che il comparto dell'agricoltura e l'agroalimentare vada seguito, vada portato avanti, vadano modificate quelle che sono le attuali normative che ci ricadono direttamente dall'Europa e credo che gli agricoltori italiani abbiano il diritto di poter produrre e portare avanti le loro eccellenze in un mercato che possa essere più compatibile con quella che è l'esigenza degli agricoltori italiani. Presenti anche i candidati di centrosinistra, Dalla Tor, Ferrazzi, Baretta e Pellicani, che hanno dato la loro adesione.